È un tour de force, però forse ne vale la pena. Assolutamente. Io sono Teron, ma qua ci vogliono i fatti. I fatti. E quindi? E dovete fare? Quindi dobbiamo cambiare la regione? Quando divento presidente torno ad Agnate e me lo offro caffè. Però una cosa, ti guarda mi faccia. Sì, ecco, una bellissima accoglienza avete fatto in questo bel paese. Se lei diventa presidente della regione Veneto, il primo giorno di suo insediamento deve dimezzare i compensi. In bocca al lupo. Grazie. Repi, ciao! Se facciamo unione fra i comuni riusciamo a dire qualcosa in regione e nelle parti alte. Ad essere forti, se siamo piccoli, rimaniamo piccoli, questo è il risultato. Questa modalità nuova di proporsi, questa voglia di essere più trasparenti, di raccogliere la partecipazione delle istanze della gente, porta a creare entusiasmo e porterà anche ad avere più fiducia secondo me nella politica. Confrontarsi e volersi confrontare con i cittadini arrabbiati è una fatica in più, però penso che chi fa politica lo debba ai cittadini. L'onestà deve essere il primo requisito che deve essere richiesto a uno che vuol far politica. Deve dire la parola importante la Regione sul discorso della realizzazione dell'idrovia, perché l'idrovia è la risposta sia per il Brenta che per il Bacchiglione. Dopo 20 anni che si governa, è bene che si vada all'opposizione a farsi un bel bagno di umiltà, perché io vedo e noto tanta arroganza. L'unica arma è il voto. Per quello io dico sempre, ma chi si astiene sbaglia, perché ci sarà qualcun altro che decide per lui. I più delusi sono proprio quelli che hanno votato Luca Zaia, perché si aspettavano tanto e hanno invece ricevuto molto poco. C'è una delibera che io ho chiamato la delibera della vergogna, che è stata votata dalla Giunta Zaia il 29 dicembre del 2014, quando il Presidente della Regione decide di mettere a capo di 2 uffici regionali molto importanti, l'uno legato ai lavori pubblici e l'altro un dipartimento anticorruzione, 2 persone, una da poco scarcerata e in attesa di giudizio per corruzione, l'altra indagata per turbativa d'asta. La nostra pazienza si è esaurita. Luca Zaia rappresenta la continuità con il passato, Luca Zaia rappresenta la continuità con Giancarlo Galan. Non è cambiato niente, non c'è mai stato nessuno di così inattivo e i veneti meritano di più. Meritano di più. Ai veneti è chiesta l'onestà. La Regione Veneto deve avere la stessa idea e concetto di onestà che è chiesto ai veneti.